Buona giornata, ben ritrovati con Straordinaria 3, appuntamento del mercoledì dedicato alla CGIL, uno spazio, lo ricordo subito, al quale potete partecipare anche voi telespettatori da casa telefonando al numero che vedete in sovraimpressione, lo 042216228332 per chiamare e porre le vostre domande agli ospiti che abbiamo oggi in studio e che vi presento subito. Benvenuta Martina Lorenzon del Patronato Inca di Treviso, buongiorno e grazie per essere con noi, e Daniele Girardi della FLAI CGIL di Treviso, Federazione Lavoratori Agroindustriali appunto della provincia di Treviso. Il tema del quale parliamo oggi, lo vedete dal nostro titolo, è quello dell'agricoltura e della disoccupazione, ma prima di entrare nel vivo dell'argomento parliamo anche di questo autunno particolarmente caldo per quanto riguarda la mobilitazione della CGIL. Daniele Girardi, siamo partiti a ottobre e ci sono altri appuntamenti nel mese di novembre, quali e perché? Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Siamo partiti con la manifestazione del 7 novembre, del 7 ottobre, scusate, che aveva come titolo La Via Maestra, Insieme per la Costituzione. Una manifestazione messa in piedi dalla CGIL insieme a moltissime associazioni delle reti solidali, della rete di cittadinanza del territorio nazionale, proprio perché ci siamo accorti che l'attualità e la situazione politica attuale ci induceva a richiamare i valori della Costituzione, in quanto secondo noi c'è un attacco alla democrazia determinato da due fattori principalmente: dal fatto che la manovra politica e economica del governo va in una direzione diversa rispetto a quella che abbiamo noi in testa e che deve essere messa in atto per fare fronte alle crisi che tutti noi possiamo osservare, e perché questo governo rifiuta un confronto con le parti sociali e con tutte quelle parti della società che avrebbero diritto, che avrebbero comunque l'urgenza di essere ascoltate. La manifestazione nasce da un percorso ben più lungo che si articola dagli scioperi di maggio e ancora prima dal novembre dell'anno scorso, quando ci siamo mobilitati per fare una richiesta e per rivendicare il nostro dissenso contro l'uso degli armamenti e della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti tra i popoli. Da lì un percorso che ha aggregato sempre più cittadinanza, sempre più cittadini, sempre più lavoratori, fino appunto alla manifestazione, la grande manifestazione nazionale di ottobre a Roma. Alla quale seguiranno ora ulteriori mobilitazioni. Le mobilitazioni sono state, perché è un percorso lungo, è un percorso articolato, infatti noi abbiamo chiesto ai lavoratori, a 30.000 assemblee in tutta Italia, abbiamo chiesto il loro parere e loro hanno votato e sono d'accordo con noi nello scioperare e nel chiedere un confronto con il governo sui temi importanti del lavoro, del fisco, della previdenza, del lavoro pubblico e della sanità, dell'istruzione. Con questo abbiamo articolato insieme alla UIL un percorso comune che inizierà il 17 novembre con uno sciopero per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle regioni del centro e per tutti i lavoratori e le lavoratrici del comparto della pubblica utilità, ovvero dell'istruzione, della sanità, dei trasporti, al quale noi aderiamo come FLAI Veneto alla manifestazione di Padova del 17 ottobre. Ci troveremo lì per supportare i consorzi di bonifica, che per noi sono un tema estremamente importante, perché essendo parte del pubblico servizio e avendo tutti noi sotto gli occhi
le immagini delle tragedie determinate dal dissesto idrogeologico diffuso in Italia, riteniamo che sia un argomento, quello della manutenzione del territorio, un argomento estremamente importante e che vada rivendicato. Poi seguiranno gli scioperi generali in Sicilia e in Sardegna, il 20 in Sicilia e il 27 in Sardegna, e arriveremo fino alla data del 24 novembre, dove ci sarà lo sciopero generale dei lavoratori, delle lavoratrici delle regioni del nord Italia, al quale sciopero parteciperà anche la CGIL di Treviso con un presidio in piazza dell'Università, sempre a Treviso. Infine si concluderà queste tappe, questo percorso di scioperi si concluderà venerdì 1° dicembre, dove sciopereranno le regioni del Sud Italia. Questo è il percorso. Questo è il percorso articolato in varie regioni, quindi per quanto riguarda il nostro territorio, il Veneto, Treviso poi in particolare, l'appuntamento quindi è il 24 di novembre. Ma veniamo ora a quello che è il tema proprio più specifico e più tecnico della trasmissione di oggi, che è quello della disoccupazione. È partita anche quest'anno la campagna di informazione per la disoccupazione in agricoltura, ma Martina Lorenzon, che cosa significa esattamente disoccupazione in agricoltura? Che cos'è e chi ne ha diritto? Allora, la disoccupazione agricola è una prestazione economica che viene riconosciuta, come dal termine, ai lavoratori dell'agricoltura. I lavoratori dell'agricoltura che hanno dei contratti a termine, quindi a tempo determinato, e stagionali. Sappiamo che in agricoltura ci sono molti contratti di tipo stagionale, perché ovviamente devono seguire anche la stagionalità del territorio. E viene riconosciuta appunto questa prestazione in base a dei requisiti che il lavoratore deve avere. Indicativamente, perché ovviamente poi le sfaccettature possono essere tante, e quindi vi invitiamo comunque a passare nei nostri uffici a seconda della vostra situazione. Indicativamente possiamo dire che il lavoratore deve avere almeno 102 giornate versate in agricoltura negli ultimi 2 anni. Parliamo di 2021 e 2022 perché la campagna effettiva con l'invio della domanda per le disoccupazioni agricole inizierà da gennaio 2024 fino al 31 marzo 2024. Quindi nel biennio precedente all'invio effettivo della domanda il lavoratore deve aver versato in agricoltura. E per quanto riguarda la documentazione necessaria per poi passare nei nostri uffici per la valutazione, perché la campagna è già partita, quindi le raccolte delle disoccupazioni agricole sono già in piedi, quindi basta passare nei nostri uffici CGIL. E per passare appunto meglio avere con sé la documentazione che può essere necessaria. Parliamo di documento di identità e codice fiscale. Nel caso in cui l'utente non abbia cittadinanza italiana, chiediamo di portare anche il passaporto e il permesso di soggiorno e ovviamente l'IBAN intestato al richiedente. Per quanto riguarda il permesso di soggiorno faccio solo un piccolo inciso, perché per chi dovesse avere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è previsto il beneficio della disoccupazione agricola. Se questo permesso invece fosse in conversione, quindi ci fosse un'istanza ancora in corso presso la nostra questura per la conversione, allora possiamo comunque valutare l'invio della pratica. Certo, allora abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa, sono Sebastiano da Abano. Buongiorno. Io volevo parlare della cassa integrazione. Naturalmente io vedo tanta gente va a lavorare, poi alla scadenza del contratto che cosa succede? L'azienda gli chiede appunto se gli rinnovano il contratto. Alcuni lavoratori, certamente non tutti, dicono no, non voglio rinnovare il contratto,
che preferisco dopo prendermi la cassa integrazione e poi andrò a cercare altro lavoro quando finisce la cassa integrazione. Io quello che mi domando io è: perché non si fa una legge chiara? Quando tu presenti una domanda della cassa integrazione, tu dovessi portare un certificato del datore di lavoro, dove il datore di lavoro dice no, io non ti rinnovo il contratto, allora hai diritto alla cassa integrazione. Ma quando alcuni operai non si fanno rinnovare il contratto di lavoro perché magari preferiscono prendere la cassa integrazione e magari più avanti cercarsi un altro lavoro e gli danno la cassa integrazione, lì è un errore. Cioè, come mai i sindacati non dicono queste cose? Cioè, dovrebbe essere automaticamente: io presento domanda all'INPS e l'INPS mi dovrebbe dire: carissimo Sebastiano, noi vogliamo un certificato del tuo datore di lavoro che è lui che non ti rinnova il contratto. Ok, allora, abbiamo capito il concetto, Sebastiano. Allora, grazie per averci telefonato. Allora, chi vuole rispondere? Certo, Daniele Girardi della Fly CGIL. Sì, credo che ci sia un fraintendimento. La cassa integrazione non la chiedo io quando mi scade il contratto, forse si confondeva con la disoccupazione, presumo, no? Ha fatto un po' di confusione. La cassa integrazione viene chiesta dai datori di lavoro nel momento di crisi aziendale e viene data ai lavoratori occupati. Nel momento in cui a me scade il contratto, ci sono mille le ragioni per cui questo contratto non può essere o non viene rinnovato. Io posso parlare dell'agricoltura. Nel contesto dell'agricoltura è evidente per come è fatto il comparto che c'è una stagionalità. Molti contratti si concludono perché non c'è più necessità produttiva, per cui è inutile che io faccia dei contratti che abbiano una durata maggiore se poi la stagione, la vendemmia è finita. Questo è evidente. Ma infatti, parlando sempre del settore dell'agricoltura, che è il tema, secondo noi la disoccupazione agricola è un sostegno al reddito, cioè è fondamentale per i lavoratori che vengono impiegati, che sviluppano la propria professionalità in determinati settori, dare continuità di reddito a questi lavoratori, perché altrimenti si troverebbero scoperti nel momento in cui per motivi dovuti alla stagionalità, al mercato, ai dissesti idrogeologici, a tantissimi fattori, resterebbero privi di diritti e di poter avere una vita, condurre una vita normale. Questo mi sento di dire. Certo, quindi forse c'è stato appunto anche un misunderstanding, no, del telespettatore tra la cassa integrazione e la disoccupazione, certo, che sono due cose diverse. Ritornando da Martina Lorenzon, per quanto riguarda proprio nello specifico la disoccupazione dei lavoratori in agricoltura, i lavoratori sono informati di questa opportunità. Colgo lo spunto dal volantino che abbiamo visto poco fa. Chiedo anche alla regia se ce lo può far rivedere. Ecco, questa è la pagina in italiano, ma abbiamo visto che ci sono delle pagine appunto in diverse lingue, no? In inglese, in francese, proprio perché spesso si tratta di lavoratori stranieri. Esattamente. Allora, la campagna è partita, appunto vediamo i volantini e quindi ricordiamo sempre le date che sono fondamentali, perché il tempo per l'invio di questa disoccupazione sono i 3 mesi dell'inizio anno, quindi da gennaio a marzo 2024 fino al 31, poi sarà il 29 perché il 31 cade di domenica, quindi diamo anche la data corretta. E perché ci tengo tanto a queste date? Perché se io arrivo in uno dei nostri uffici il 1° aprile, purtroppo non c'è più la possibilità di inviare. Quindi si perde proprio l'opportunità di poter usufruire. Esattamente, per quello siamo molto precisi sulle date, perché è l'unica possibilità per l'invio. Stiamo già raccogliendo, appunto, lo ribadiamo nei nostri uffici, le domande di disoccupazione e
Informati, sì, allora il lavoratore viene informato molto spesso anche dal datore di lavoro stesso, che fa presente, avendo dei contratti stagionali, ovviamente anche i datori di lavoro sanno che c'è questa opportunità, questo sostegno al reddito che va a coprire, appunto, come stavamo dicendo prima, le giornate non lavorate per la stagionalità della tipologia di contratto. E quindi il problema qual è? Che appunto, seguendo la stagionalità, il lavoratore è costretto a seguire anche il contratto e il territorio. Alle volte chi è venuto da noi l'anno precedente non è detto che si trovi ancora in provincia di Treviso nel 2024. Quindi purtroppo, per quanto noi appunto iniziamo la campagna per tempo, cerchiamo di dare più informazioni possibili e cerchiamo di utilizzare nel limite del possibile i contatti di chi è già un nostro iscritto o semplicemente un nostro utente perché magari ha fatto altre pratiche da noi, purtroppo alle volte non abbiamo un numero di telefono o una mail corretti perché a distanza di un anno i contatti vengono cambiati e magari non abbiamo delle comunicazioni corrette e quindi alle volte diventa difficile magari c'è anche una mobilità sul territorio, no? Anche di questi lavoratori spesso. Se posso dire integrare sì, certo. Noi siamo partiti con una campagna di informazione mesi prima, da settembre, che siamo partiti per informare i lavoratori, intercettare quelli che avevamo già intercettato, ma ci siamo attivati anche nel territorio cercando di vedere dove questi lavoratori si trovano e cercando di fare del volantinaggio, tutta una serie di azioni dove questa informazione può essere veicolata, anche perché sono spesso lavoratori che si aggregano in gruppi etnici, per cui a volte basta intercettarne uno e passaparola, c'è un poi passaparola, c'è tutta una questione di rapporto uno a uno. Per cui noi abbiamo fatto dei volantini che sono stati tradotti nelle diverse lingue, o a parte quello del pieghevole che abbiamo visto qui, ci sono dei volantini in cinese, ci sono dei volantini in romeno, ci sono dei volantini in arabo, in hindi, per cui in base anche alla dislocazione nel territorio di questi gruppi etnici noi interveniamo e cerchiamo di intercettarli il prima possibile. È anche vero che non tutti i datori di lavoro informano di questa cosa qui e soprattutto è importante che questi lavoratori possano intercettare il sindacato, perché il sindacato può dare delle informazioni aggiuntive di tutela al lavoratore, che probabilmente o molto spesso, perché per altri motivi i datori di lavoro tendono a essere un po' avidi di questa informazione oppure non è di loro competenza, ecco, diciamo questo. Per cui è questo. Ecco, allora noi ora abbiamo qualche istante di pubblicità, io do la linea alla regia, no, non c'è la pubblicità ora, ci sarà dopo, allora proseguiamo, vi ricordo ancora il numero di telefono che è lo 0422 162 8332, lo vedete in sovraimpressione per poter intervenire con le vostre telefonate e le domande appunto su questo tema. Indicativamente, Daniele Girardi, quanti lavoratori sono interessati nella provincia di Treviso? Di che numeri insomma stiamo parlando per quanto riguarda il nostro territorio? Allora, i lavoratori agricoli impiegati nella provincia di Treviso tra tempi indeterminati e determinati sono circa 16.000. Si tratta di 16.000 lavoratori, che sono un numero consistente, rapportato su base percentuale sul Veneto e comunque in Italia. Il comparto, possiamo dire anche che il comparto delle piccole aziende agricole nella provincia di Treviso è numeroso, corrisponde al 25% circa di tutte le aziende agricole del Veneto e a un 4% delle aziende agricole d'Italia. Per cui noi nelle precedenti campagne siamo riusciti a intercettare sopra il migliaio di questi lavoratori, anche di più.
le domande di disoccupazione agricola, io mi ricordo, sono arrivate a 1200, 1300, 1400 richieste. Ovviamente non tutte sono state evase, perché noi non possiamo sapere qual è il percorso preciso di ogni lavoratore. E molto spesso anche a fronte di limiti linguistici le domande che facciamo noi dobbiamo un po' interpretare, ecco, le vite di questi lavoratori, un po' per il loro percorso burrascoso, un po' per appunto i limiti linguistici, per cui molto spesso ci sono sempre dei dettagli che ci sfuggono oppure di cui non siamo a conoscenza e impediscono magari ai lavoratori di raggiungere quest'anno o l'anno in cui facciamo la domanda a soddisfare la richiesta. Però insomma questi sono più o meno i numeri dei lavoratori coinvolti. Che sono coinvolti. Martina Lorenzon, sentivamo anche di queste difficoltà, no? Magari di tipo linguistico, dato che si tratta molto spesso di lavoratori stagionali. Quindi voi come patronato Inca come siete proprio organizzati per affrontare queste situazioni che sono appunto davvero molto diverse, perché vi può arrivare il lavoratore diciamo indiano piuttosto che il rumeno, l'albanese o l'arabo, insomma, e quindi anche questo diciamo come dire complica un po' il lavoro. Sia per le disoccupazioni agricole che a volte anche per altre tipologie di domande. Allora c'è una grande connessione con la FLAI CGIL, perché ovviamente collaboriamo a stretto raggio per la raccolta di queste disoccupazioni, perché ovviamente loro, incontrando giornalmente tutti i lavoratori, hanno ovviamente un bacino di utenza che si rifà loro per avere queste informazioni. Alle volte proprio nel lavoratore straniero c'è già un'organizzazione e quindi viene già accompagnato alle volte con il compagno, amico, parente che magari capisce un po' più l'italiano e quindi fa da traduttore. E quindi abbiamo queste intercessioni tramite il gruppo, come dicevamo prima, che aiutano ovviamente poi a darci indicazioni un po' più precise. Poi noi una volta che si siede davanti a noi possiamo comunque, cercando di dare qualche indicazione con i documenti, cercare di fare un po' di esplorazione di quello che è il suo storico. Ecco. Certo, lo storico e le necessità di questo. Con qualche domanda in più cercare di capire il nucleo familiare piuttosto che la residenza, se è sempre stata qui o è stata altrove, insomma cercare un po' di ispezionare qual è insomma lo storico di questa persona che ci si siede davanti e ci chiede comunque una mano. Sì, certo. Se posso dire, prego, certo. Noi appunto questa collaborazione con l'Inca avviene, descrivo brevemente, noi siamo stati istruiti come operatori alla fine Inca a raccogliere proprio fisicamente le domande di disoccupazione e questo anche perché appunto raggiungendo più capillarmente le persone riusciamo a forse fare le domande un po' più puntuali e precise e a interpretare di più quelle che sono le loro visioni e le loro richieste. Il fatto è proprio che c'è una strettissima collaborazione di raccogliere le domande in prima battuta, ci occupiamo noi funzionari della FLAI CGIL che poi loro invieranno all'INPS. Ecco, allora chiedo alla nostra regia di lasciare il campo largo del volantino che stavamo vedendo, eccolo qui, perché questi lavoratori che voi avvisate appunto possono avere diritto alla disoccupazione agricola, ma non solo, perché ci sono anche altri sostegni che possono andare a vantaggio di questi lavoratori, se per esempio hanno dei figli oppure hanno un coniuge a carico. Quali sono quindi questi ulteriori, diciamo, aiuti in qualche modo che possono arrivare a questi lavoratori e alle loro famiglie? Certo, l'agricoltura, per come è fatto il comparto dell'agricoltura, ha una grande risposta con la bilateralità, nel senso le associazioni datoriali insieme alle associazioni sindacali si sono riunite, hanno costruito dei fondi o degli enti bilaterali che possono sopperire alla particolare
principale caratteristica del comparto agricolo. Oltre a, diciamo anche alla fragilità, no, di questo settore, perché purtroppo lo sappiamo bene come sia un settore esatto, con dei lavoratori particolarmente, diciamo, vulnerabili. Esatto. Tant'è che, faccio un esempio per chiarire, i lavoratori a tempo determinato hanno un modo un po' originale di gestire la malattia. Ad esempio, se un lavoratore agricolo a tempo determinato ha un'influenza, deve stare a casa perché ha un periodo di malattia, ci sono dei presupposti precisi per cui lui possa accedere al pagamento dell'INPS, perché non avviene come negli altri settori della produzione dove c'è un anticipo da parte dell'azienda e poi l'azienda riscuoterà dall'INPS. C'è un pagamento diretto dall'INPS, ma è vincolato ad almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura precedenti e nell'anno in cui c'è l'evento morboso, una malattia. E l'INPS paga dopo il quarto giorno della malattia, dal quarto giorno al 20° giorno, paga una percentuale che è il 50% della retribuzione media giornaliera. Dopo il 21° giorno fino ai 180 giorni pagherà il 66% circa. È comunque una percentuale. Questa percentuale viene integrata facendo le domande ai vari fondi, agli enti bilaterali. Quello che noi utilizziamo di più è il fondo FIMI-EBAT. L'EBAT è l'ente bilaterale, il FIMI è il fondo. E noi tramite il fondo FIMI riusciamo a far recuperare al lavoratore l'integrale, il salario integrale della malattia, ad esempio. Per cui una volta che se è finita la malattia, c'è stato un pagamento dell'INPS che avviene in pagamento diretto, che avviene con una certa latenza rispetto all'evento, ottenuto quel pagamento riusciamo a integrare, quindi a sostenere il reddito del lavoratore, che altrimenti resterebbe scoperto da questo punto di vista. E oltre a, sempre parlando del FIMI, che è l'ente provinciale, che è il fondo provinciale, possiamo recuperare delle spese mediche, per cui se ha avuto delle spese mediche, delle visite specialistiche, riusciamo a fare un'integrazione del 23%. Se ha avuto ad esempio un bambino, una nascita nell'anno in corso, c'è la possibilità di usufruire di un bonus di 1.000 euro messo a disposizione per tutti i lavoratori agricoli, sia determinati che tempo indeterminato. Oltre al FIMI abbiamo un altro fondo, che è il fondo nazionale, che è il FISA, che si occupa che principalmente ha lo scopo di assicurare agli operai agricoli per i loro familiari un sistema mutualistico integrativo. Anche lì si possono recuperare delle spese mediche, molto spesso delle spese provenienti magari da infortuni, diciamo cose un po' più gravi rispetto alla semplice malattia, diciamo, ecco. Tutto questo fa capo all'EBAN, che è l'ente bilaterale nazionale agricoltura, che si occupa di coordinare i vari fondi e i vari enti bilaterali dislocati nel vario territorio nazionale. Ecco, tra l'altro lei ha toccato il tema degli infortuni, che peraltro non è sicuramente di secondo piano, dato che l'agricoltura, se non erro, è al primo posto purtroppo per quanto riguarda gli infortuni sul luogo di lavoro, e che magari spesso interessano anche dei lavoratori che magari diciamo non hanno poi tutta questa grandissima formazione professionale, certo, questa esperienza, no? Sì, infatti è uno dei temi anche del rinnovo del CPL, del contratto provinciale del lavoro, quello di tentare sempre di più di trasferire, di comunicare, di diffondere la cultura della sicurezza ai lavoratori e anche ai datori di lavoro. Tant'è che è una nostra richiesta urgente quella di coinvolgere ad esempio l'EBAT, l'ente bilaterale per l'agricoltura del territorio, perché il fatto che ci si possano investire risorse economiche, professionalità su questo tema, formando di più i lavoratori, cercando di dare dei aiuti anche alle aziende per intraprendere questi percorsi di lavoro, di formazione, per noi è fondamentale, perché l'unico modo per arginare appunto infortuni e morti sul lavoro è quello di
rendere consapevoli il più possibile i lavoratori, consapevoli e responsabili di quello che stanno facendo. Certo. L'ente bilaterale può assolutamente aiutarci da questo punto di vista. Ecco, Martina Lorenzon, per quanto riguarda, sentivamo prima, no, ci sono anche dei sostegni che possono, certo. ammortizzatori che possono poi essere in qualche maniera legati alla situazione familiare, no, di questi lavoratori. Hanno diritto anche all'assegno unico, alla novità, diciamo, di quest'ultimo periodo dell'assegno unico, degli assegni familiari, qualora si tratti appunto di lavoratori che sono arrivati qui nel nostro paese o che comunque sono italiani, certo. e sono nel nostro territorio con la famiglia. Certo, allora con la raccolta della disoccupazione agricola solitamente veniva sempre raccolta anche la documentazione necessaria per l'invio dell'assegno unico. Sappiamo, perché in più riprese l'abbiamo ricordato anche in altre edizioni straordinarie, l'assegno unico è terminato per la maggior parte dei nuclei familiari il 28 febbraio 2022 e per lasciare spazio poi all'assegno unico. Allora, nel momento in cui l'utente viene, il lavoratore si reca poi alla FLAI per la raccolta ovviamente della documentazione della disoccupazione agricola, se nel nucleo familiare non vi sono figli, possiamo già raccogliere comunque la documentazione per l'assegno familiare per il coniuge. Mentre per chi ha il nucleo familiare dove sono inseriti dei figli, allora possiamo passare invece al patronato INCA e al CAF per l'invio dell'assegno unico. Ripetiamo sempre questo assegno unico che sembra una prestazione ormai assodata, ma in realtà c'è ancora chi magari non l'ha presentato o pensava di non averne diritto, e quindi ricordiamo sempre che per chi ha nel nucleo familiare dei figli, sia avendo fatto l'ISEE sia non avendo presentato l'ISEE, possiamo inviare la domanda di assegno unico, che è questo sostegno, quindi questa prestazione che viene erogata da INPS come ammortizzatore sociale, quindi come beneficio, e viene erogata mensilmente su richiesta, senza dover poi rinnovare annualmente la richiesta, perché semplicemente una volta presentata rimarrà quella. Dovrò solo andare a modificare qualora il mio nucleo si modifichi, quindi si aggiungano dei figli o semplicemente il figlio inizi a lavorare, e qualora abbia una modifica di tipo dell'IBA e quindi dell'istituto che poi mi permette di poter ricevere quei soldi. Ecco, quali sono i requisiti per poter avere accesso appunto all'assegno unico? Allora, questo è importante nell'agricoltura, ma in tutti i settori. Certo, in tutti i settori. Purtroppo abbiamo visto che insomma ci sono ancora un numero discreto di famiglie che, pur avendone diritto, non hanno ancora presentato la domanda. Indicativamente devo essere residente in Italia, quindi io con la mia famiglia, quindi anche il nucleo deve essere residente in Italia. Posso, se ho la residenza, quindi almeno 2 anni di residenza, posso anche essere nullatenente, quindi non avere un contratto di lavoro, non è necessario, invece era una prerogativa obbligatoria degli assegni familiari, diciamo. Quindi si è aperta la platea del beneficio, ovviamente. Quindi direi indicativamente i 2 anni di residenza in Italia del nucleo familiare, o ad esclusione in caso il contratto di lavoro superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato, quindi se non ho una cosa o l'altra, però indicativamente la famiglia deve essere qui con me. Invece prima gli assegni familiari venivano erogati anche per i familiari all'estero, quindi quella è una platea che per ora non ha ancora una risposta. Per l'assegno unico invece, una volta che siamo tutti residenti in Italia, posso decidere di fare l'ISEE e quindi di avere un beneficio probabilmente maggiore, o posso decidere di prendere il minimo senza dover presentare l'ISEE. Il minimo, se non il minimo sono 54, sì, 54 quest'anno sì, c'è stata una piccola rivalutazione. Al mese, quindi? Esattamente, al mese. Per figlio. Che età a che età allora? I figli ovviamente dalla nascita ai 18 anni, dopodiché con una piccola modifica, quindi comunico che il ragazzo che
che ha compiuti 18 anni, sia ancora studente o comunque lavoratore sotto gli 8.000 lordi di reddito annuo, e posso continuare ad avere il mio beneficio dell'assegno unico mensile fino ai 21 anni di età. Ai 21 anni l'INPS fa decadere la domanda in automatico. In automatico. Per quanto riguarda invece il coniuge, a carico ovviamente Certo. del lavoratore, che cosa è previsto? Allora, ho l'assegno familiare per il coniuge se ho indicativamente un reddito che si pone sotto i 24.000 circa. Quindi se il mio reddito lordo annuo è al di sotto dei 24.000, allora posso richiedere l'assegno familiare. Ecco, quindi anche questo... Avendo sempre un beneficio mensile, perché anche lì è mensile, oppure erogato in maniera unica per quanto riguarda invece chi fa domanda in concomitanza con la disoccupazione agricola. Certo, parlavamo prima, Daniele Girardi, del contratto nazionale. Per quanto riguarda questi lavoratori, come siamo? È in programma un rinnovo? Allora, il rinnovo è stato fatto per il contratto nazionale ed è vigente fino al 2025. A settembre c'erano degli incontri per aggiornare il salario in base all'andamento dell'inflazione. Questi incontri si stanno sviluppando, hanno avuto delle ricadute anche sul contratto provinciale del lavoro, che è quello che stiamo cercando c'è un tavolo aperto, stiamo cercando di lavorare per ottimizzarlo, per migliorarlo, per dare più tutela ai lavoratori. È sul solco del contratto nazionale, anche perché c'è questo meccanismo in cui a grandi linee più avanza il salario nel contratto nazionale, più noi riusciamo con i contratti provinciali ad ottenere delle condizioni migliorative, diciamo, dal punto di vista salariale. Le cose più importanti per quello che riguarda il contratto provinciale di lavoro, che appunto per noi è cruciale, sono ad esempio le ipotesi di poter introdurre un premio per obiettivi, cosa che ad esempio rispetto a altra contrattazione nel contratto dell'agricoltura non è previsto. Un premio per obiettivi che possa incentivare i lavoratori e le aziende a migliorare, a fare sempre meglio e a fidelizzare sempre più possibile i lavoratori alle aziende. Ci rendiamo conto della difficoltà del contesto, perché essendo estremamente parcellizzata il comparto produttivo, estremamente frammentato anche con un grandissimo numero di piccolissime imprese, ci rendiamo conto che sarà difficile, però noi pensiamo che la sfida sia quella di ottenere almeno degli adeguamenti territoriali e ottenere anche un elemento di garanzia retributiva, cosa che viene stipulato, che viene previsto da altri contratti nazionali, qualora non si riesca con la contrattazione di secondo livello a ottenere un premio per obiettivi migliore. C'è una quota fissa che noi immaginiamo possa essere intorno a 15 euro mensili da poter ridistribuire in base alle giornate lavorate. Ecco, la questione salario minimo è una questione particolarmente calda e dibattuta per molti settori, penso per esempio a quello domestico o a tanti altri servizi. Per quanto riguarda l'agricoltura, perché si parla molto spesso, no, di salari anche bassi in questo settore, che fanno sì proprio che avvenga quello che stavamo dicendo prima, cioè che la maggioranza dei lavoratori siano dei lavoratori immigrati che arrivano nel nostro paese, che magari non hanno neanche una professionalità particolarmente elevata, insomma. Allora, il tema del salario minimo è un tema fondamentale per tutta la CGIL, non solo per la FLAI, ma e per moltissime altre organizzazioni sindacali, tant'è che è uno dei temi anche delle manifestazioni, dello scioperi che faremo qua a breve. Per quello che riguarda l'agricoltura, oltre a voler determinare un salario minimo, il nostro interesse è quello di rendere più
più trasparenti i contratti e le buste paga dei lavoratori, perché il meccanismo in agricoltura è un po' complicato, soprattutto per i lavoratori a tempo determinato. Cosa succede? I contratti si sviluppano in un arco di tempo, cioè io se sono un lavoratore agricolo mi viene proposto un contratto che può avere una durata di 2, 3, 4, 5, 6, anche 10 mesi, okay? Entro i quali io con il datore di lavoro pattuisco un numero di giornate minime di prestazione che finite quel numero di giornate stabilite, una volta che sono state fatte, il contratto decade, diciamo, anche se rimane in essere per quello che riguarda l'arco temporale. Cosa c'è un arco temporale e un numero di giornate, anche un doppio binario. C'è un doppio binario, esatto. Questo a noi è capitato di intercettare lavoratori che hanno archi di tempi lunghissimi e pochissime giornate dichiarate, pochissime giornate scritte dentro il contratto, che ci fa presupporre a zone grigie dove magari ci sono dei problemi di sfruttamento, ci sono dei problemi di lavoro nero, ci sono dei problemi che possono essere indicativi di una situazione anomala o comunque fuori dal contesto della legalità. Alzare il minimo di giornate per mese è indispensabile per contenere questa anomalia, per contenere questo sfruttamento. Adesso sono stabilite a 4 giornate per mese come minimo, noi tentiamo almeno di portarle fino a 7 insieme con le associazioni datoriali. È un tavolo di confronto, un tema importante, speriamo di riuscire ad ottenere un risultato da questo punto di vista. Ecco perché purtroppo lo sappiamo bene, lo testimonia la cronaca, abbiamo dato notizia proprio oggi nel nostro telegiornale dell'ennesima operazione della Guardia di Finanza, in questo caso accaduto nel Veronese a Soave, dove nei controlli che sono stati effettuati tra le vigne al termine della vendemmia, insomma della stagione appunto di raccolta dell'uva, sono emersi numeri importanti di lavoratori irregolari, una parte abbastanza consistente, anche addirittura clandestini proprio. Assolutamente, il tema del caporalato e comunque dello sfruttamento nell'agricoltura in Veneto è un tema urgente, è un tema importante. Noi anche lo strumento della disoccupazione agricola è fondamentale per poter intercettare questi lavoratori, perché noi, se riusciamo a guardare le buste paga, se facciamo le domande giuste, se riusciamo a creare un rapporto di fiducia con il lavoratore che magari non capisce bene la lingua e si trova qua dopo un percorso complicato e non ha una rete di amicizie o di sussistenza, noi possiamo creare un rapporto in maniera tale e far emergere queste situazioni. È successo, abbiamo avuto modo di intercettare diversi lavoratori che hanno avuto dei problemi da questo punto di vista. È chiaro che dobbiamo sensibilizzare un po' tutta la società civile e pensare che è un tema che riguarda tutti, perché insomma i lavoratori li vediamo nei nostri campi, li vediamo girare, vediamo in che condizioni a volte li troviamo nei mercati agricoli oppure li vediamo girare nelle città. Questo è un tema anche legato appunto all'accoglienza e all'immigrazione, perché io ho avuto modo di incontrare molti lavoratori provenienti dalla caserma ex Zanusso di Oderzo che sono impiegati in agricoltura. Anche lì c'è una stratificazione complessa e articolata dello sfruttamento che arriva anche a episodi di violenza, però sono contenuti ovviamente, però è chiaro che ci sono diverse zone grigie che devono essere assolutamente approfondite, devono essere narrate anche, perché è importante che la gente lo sappia e che si renda conto che queste persone lavorano nel territorio e sono importanti, sono delle risorse. Tra l'altro c'è anche l'altra faccia della medaglia, che è quella delle aziende che cercano manodopera, magari con una determinata qualifica anche, e faticano a trovarla, anche in agricoltura. Sì, perché si innesca un meccanismo, tra l'altro che è anche tema questo di rinnovo del CPL, di
mantenimento della professionalità, nel senso nel momento in cui dei lavoratori agricoli hanno un percorso magari di anni in determinati settori, essendo estremamente mobile e frammentario il settore, si disperdono, ok? E non si riesce a mantenere questa professionalità elevata, per cui si ricorre all'utilizzo di lavoratori meno professionalizzati e che a volte creano delle situazioni anche di danno per l'azienda. È paradossale perché pensando magari di spendere un po' meno soldi investendo in operai in risorse meno professionalizzate, si rischia poi alla lunga di creare dei danni alle coltivazioni. Questo è un tema importante, per cui anche il fatto di aumentare le giornate dichiarate serve a fidelizzare, a rendere più professionali, più esperti questi lavoratori, in maniera tale che una volta che entrano nel circolo dell'agricoltura ci possano rimanere, perché possono crescere dal punto di vista professionale. E quindi anche queste modifiche del contratto di lavoro vanno proprio in questa direzione. Allora, Martina Lorenzon, abbiamo ancora non moltissimi minuti, vogliamo ricapitolare, certo, magari con l'aiuto anche della grafica, del volantino, che cosa devono fare i lavoratori per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola. Avevamo detto le date, no? Dal 1° di gennaio al 31 di marzo, che poi è il 29, perché c'è la domenica di mezzo. Chi è interessato, requisiti e documentazione da preparare già pronta, certo, per arrivare allo sportello del patronato in tempo utile. Esatto, allora vi chiediamo di arrivare già con la documentazione, giustamente, per poter poi essere più efficaci e raccogliere già la pratica. Recarsi alla CGIL, quindi chiedere della FLAI, oppure al patronato, e comunque tutte le nostre accoglienze sono preparate nel indicarvi poi con chi dover parlare e chi vi raccoglierà la pratica. Ricordiamo allora carta d'identità, codice fiscale, permesso di soggiorno per chi non ha cittadinanza italiana e IBAN valido, quindi IBAN della posta o dell'istituto bancario intestato al lavoratore che richiede la prestazione. Ecco, poi i requisiti, dicevamo, che il lavoratore deve avere per poter accedere, perché appunto, certo, dicevamo all'inizio, le sfaccettature, no? sono molte. Indicativamente 102 giornate nel biennio precedente il 2024, quindi parliamo del 2023-2022. E quindi queste 102 giornate versate, se avete qualche dubbio, comunque magari qualche busta paga la potete portare, in modo tale che magari un occhio in più lo possiamo dare, giusto per darvi qualche indicazione. E se ci sono delle situazioni, non ho avuto il contratto a tempo determinato, ma mi hanno licenziato da un contratto a tempo indeterminato in agricoltura, passate comunque, perché se c'è una parte scoperta dell'annualità potrebbe essere che vi spetti comunque la disoccupazione agricola. Ecco, quindi è importante comunque informarsi bene prima, proprio perché in questo modo si può riuscire a chiarire la propria situazione, magari usufruendo appunto di questi sostegni, esatto, che magari talvolta si pensa anche di non averne diritto, esatto, mentre in realtà lo si ha. Allora, il nostro tempo a disposizione per oggi è terminato. Io ringrazio Martina Lorenzon del patronato Inca CGIL Treviso e Daniele Girardi della FLAI CGIL di Treviso per essere stati qui con noi. Grazie anche a voi telespettatori per averci seguito. Un buon pomeriggio.